Allarme per un consistente sversamento di gasolio nel Sile in centro a Treviso nel pomeriggio. Il carburante è finito in acqua durante un rifornimento alla sede delle poste. Intervento di vigili del fuoco e polizia locale. Dal posto in cui annuncia di entrare in un nuovo soggetto politico agli attacchi contro quelle che chiama continue illazioni, l'ex grillino David Borrelli continua a far discutere dentro e fuori i 5 Stelle. Legato mani e piedi sul letto, 15enne di Conegliano sarebbe stato vittima di coetanei in un istituto di Auronzo nel 2013, ieri la prima udienza in tribunale. Minorenne aggredito e derubato dal portafoglio da 3 coetanei durante la sfilata dei carri a Conegliano, il gruppetto individuato dalla polizia. Un anno di attesa per un intervento al tendine della spalla, la signora Faustina di Villorba ci aveva chiamato per raccontarci il disagio, la risposta è l'ULSS, ci attiveremo per verificare i tempi. Prenotare le visite specialistiche in farmacia, progetto partito in via sperimentale ora è stato ampliato, obiettivo eliminare le code ai CUP. Ad Asolo nasce Fashion Lab, un'accademia della moda per nuove opportunità in un settore che ha bisogno di giovani leve. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con lo sversamento di gasolio, un consistente sversamento di gasolio nel Sile, nel centro storico di Treviso. L'allarme è scattato nel pomeriggio, il carburante sarebbe finito in acqua durante il rifornimento di un'autobotte alla sede delle poste in piazza Vittoria. Sul posto sono intervenute, stanno ancora intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale. Primo servizio. Impossibile non intuire che qualcosa di anomalo stava accadendo. L'acre odore di gasolio si percepiva anche a lunga distanza. Fortissimo, lì era ancora peggio perché non si poteva neanche quasi camminare a Ponte San Martino e anche dopo. I primi ad accorgersi dello sversamento di combustibile sotto il Ponte De Gasperi, un uomo e un ragazzo che hanno subito lanciato l'allarme. Mai visto una cosa del genere, mai. Mi sono anche preoccupato. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato i vigili, successivamente i vigili del fuoco, loro hanno detto che la prima chiamata era stata la mia, la prima segnalazione. Lo sversamento di gasolio in pieno centro storico, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto all'interno del cortile della sede di Poste Italiane in piazza Vittoria. Un'autobotte che stava rifornendo di carburante a un bruciatore avrebbe per errore sversato il liquido, finito poi nelle vicine acque del fiume Sile. L'ingente quantità di gasolio è fuoriuscito dal cortile interno delle poste ed è entrato nel tombino sulla strada. Una volta entrato nella condotta si è sversato sul Sile a meno di 50 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno contenuto il carburante con alcune panne assorbenti. Presenti anche i tecnici dell'ARPAV per verificare le conseguenze dell'episodio, oltre alla polizia locale di Treviso. La macchia di gasolio sull'acqua era visibile lungo tutto viale Sile Mattei fino al Ponte San Martino. È ancora da accertare la quantità di gasolio sversato e i danni che l'inquinamento potrà arrecare al fiume di Risorgiva più lungo d'Europa. Tra poco cercheremo di collegarci anche con il comandante della Polizia Locale di Treviso per eventuali aggiornamenti della situazione in questo momento a Treviso, per capire se è stato comunque circoscritto definitivamente lo sversamento di gasolio e anche per capire se c'è una entità, una prima entità del danno al fiume Sile. Adesso la politica con la vicenda di Davide Borrelli e il suo addio al Movimento 5 Stelle, dal post di ieri sera, ora di cena, quando ha spiegato di aver lasciato per aderire a un nuovo movimento, a nuovi attacchi stamani in un altro post contro le illazioni della stampa. Tutti lo cercano, lui per adesso si affida appunto alle dichiarazioni sulla pagina Facebook. Ora che David Borrelli ha rotto il silenzio con 2 post sul suo profilo Facebook, uno dopo l'altro, a poche ore di distanza, molti si chiedono quale sarà il movimento che nascerà a breve, che si occuperà di imprenditori e risparmiatori e al quale l'ormai ex esponente dei 5 Stelle ha annunciato di aderire. C'è curiosità intorno a questo progetto e ai possibili nomi di altri componenti che affiancheranno l'eurodeputato trevigiano in questa nuova avventura. Intanto Borrelli resta irraggiungibile, anche noi abbiamo provato a contattarlo telefonicamente, ma senza risposta.
E così l'europarlamentare continua ad affidare ai social le sue dichiarazioni, etichettando come illazioni le ipotesi e le teorie costruite in questi giorni. Non ho mai chiesto, e dico mai pregato di fare il terzo mandato, né di farmi trovare un posto da dirigente a Bruxelles, scrive sui social Borrelli. Nel caso in cui il virgolettato attribuito a Di Maio fosse vero, continua, vorrei che mi si spiegasse quando e in quale occasione avrei fatto tale richiesta. Le meschine illazioni sulla mia vita privata, conclude Borrelli, e sulla mia famiglia non hanno bisogno di commenti. E nella vicenda dell'europarlamentare, prima con il suo inaspettato addio al movimento che nel 2008 lo aveva portato ad essere il primo consigliere comunale pentastellato d'Italia, poi con un silenzio assordante ed infine con i post e la sua verità, tanti nomi che erano stati tirati in ballo, tra questi anche quello di Massimo Colomban, che fa sapere come lui sia solo un imprenditore che non si occupa di politica. Aggiunge poi di non aver mai avuto rapporti personali o d'affari con David Borrelli, smentendo alcune voci circolate nelle ultime ore. Su quanto poi stia accadendo all'interno dei 5 Stelle, Colomban spiega come in tempi non sospetti avesse già previsto un'implosione del movimento, parlandone anche allo stesso Grillo. Ed ora la cronaca a partire da una terribile storia di violenza che è emersa ieri in tribunale a Belluno, la vittima un ragazzino di appena 15 anni di Conegliano. Una notte terribile, un incubo, quello vissuto da un 15enne di Conegliano. Il ragazzino si trovava presso un centro di diagnosi, cura e riabilitazione dell'asma infantile ad Auronzo. Una sera terribile, alcuni minorenni, ospiti della struttura, secondo l'accusa avrebbero immobilizzato il 15enne sul letto, gli avrebbero legato mani e piedi con lo scotch da pacchi, poi infierito con un paletto di ferro del diametro di 1,5 centimetri. Un fatto gravissimo, una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2013. Ieri la prima udienza in tribunale. Nella vicenda sono coinvolti i minorenni ed un vigilatore notturno ritenuto colpevole di non aver impedito che il ragazzino venisse immobilizzato e violentato. La vittima, ora maggiorenne, ha deciso di non costituirsi parte civile. Non chiederà alcun risarcimento danni agli avvocati della controparte del Foro di Padova. I minorenni coinvolti sono stati oggetto di un procedimento penale da parte della Procura dei minori di Venezia, mentre l'unico maggiorenne, il vigilatore notturno, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Belluno. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti contestati, studiava all'università e con questa occupazione limitata alla stagione si era pagato gli studi. Ieri la prima udienza, la successiva è stata messa in calendario per il 5 dicembre. Si inizierà con i testi della pubblica accusa e sarà ricostruita l'intera vicenda di quella terribile notte. Secondo il pubblico ministero non si tratta di un atto di bullismo, ma di un episodio di violenza sessuale di gruppo che è punito con una condanna da 6 a 12 anni. Ora torniamo a parlare della notizia con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, ovvero lo sversamento di gasolio nel Sile nel pomeriggio, dicevamo, sul posto Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Abbiamo allora in collegamento in diretta telefonica con noi, e lo ringraziamo per la sua disponibilità, il comandante della Polizia Locale di Treviso, Maurizio Tondato. Allora, per capire com'è la situazione, in questo momento c'è un aggiornamento della situazione. Comandante. Sì, in questo momento stiamo provvedendo assieme ai Vigili del Fuoco a bonifica del Sile nella parte delimitata. Speriamo che in tarda serata tutta l'operazione venga delimitata e la bonifica venga completata. Ci saranno parecchie ore di lavoro, però siamo fiduciosi e interverranno anche i vigili provinciali proprio per capire l'effetto che questo sversamento ha circa la flora e la fauna del Sile. Ecco, dicevamo, è confermato dunque la partenza di questo sversamento dalla zona delle poste, da una cisterna che stava rifornendo le poste centrali. Sì, confermo, un'autocisterna stava scaricando del gasolio in una cisterna delle poste centrali, in Piazza della Vittoria. C'è stata questa fuoriuscita di gasolio,
abbastanza abbondante, è entrato nelle caditoie che a sua volta hanno sversato nel Sile. Siamo stati avvisati da dei cittadini, siamo intervenuti come polizia locale tempestivamente e nel contempo abbiamo chiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco. Purtroppo il gasolio riversato nel Sile è stato abbastanza, in questo momento abbiamo bloccato appunto lo sversamento, delimitata lo spazio di inquinamento e stiamo provvedendo, come dicevo prima, alla bonifica. Ci saranno parecchie ore di lavoro e speriamo però in tarda serata di terminare l'intervento. Ecco, quindi c'è stato, è ancora presto immagino per dirlo, ma distrazione di qualcuno, un errore nel rifornimento dell'autocisterna? Molto probabilmente c'è stata o una svista o una rottura di qualche attrezzatura che permetteva questo trasferimento di gasolio dal camion cisterna alla cisterna delle poste, pertanto o una rottura o una svista dell'operatore. E questo immagino verrà poi appurato nelle prossime ore, quindi si diceva l'origine dello sversamento è stato bloccato, ora si tratterà di capire l'entità del danno alla fauna, ovviamente l'entità dell'inquinamento del corso del fiume. Esatto, abbiamo per questo chiesto l'intervento della Polizia Provinciale proprio per verificare l'entità del danno dal punto di vista dell'impatto ambientale. La quantità sversata nel Sile è abbastanza rilevante e appunto per questo si rende necessario un intervento prolungato nel tempo che ci avete già visto impegnati da qualche ora e che proseguirà sicuramente per tutta la serata. Io lo ringrazio comandante, grazie della disponibilità e allora ci aggiorneremo domani per capire com'è la situazione. Grazie comandante. Buonasera. Buonasera a lei e buon lavoro soprattutto. Adesso parliamo di una truffa che ha coinvolto un ex tour operator trevigiano, un mare stupendo, il sogno di una vacanza in un'isola della Grecia, peccato che una volta prenotato e pagato i turisti si sono visti cancellare il viaggio, nei guai è finito l'ex titolare di una nota agenzia di viaggi di Treviso che nel 2017 ha chiuso i battenti. Il cinquantenne non avrebbe effettuato prenotazioni per un valore di ben 125.000 euro, ora è accusato di truffa. Secondo la procura trevigiana, che si è mossa a seguito della querela dei clienti, l'agenzia di proprietà dell'imputato avrebbe ricevuto nel 2016 prenotazioni per decine e decine di turisti che dopo aver pagato si sono visti improvvisamente cancellare i viaggi. Adesso torniamo a parlare del carnevale di Conegliano, purtroppo per la cronaca però abbiamo raccontato ieri del molestatore, o meglio del maniaco che è stato bloccato in tempo che si esibiva i genitali davanti alle bambine durante la sfilata dei carri. Non è stato l'unico episodio in questione a livello di cronaca, perché c'è stato anche un ragazzino che è stato aggredito e derubato da una gang di giovanissimi che poi però sono stati intercettati dalla polizia. Inseguito, spintonato e scippato del portafoglio, vittima un ragazzino di 15 anni, solo un anno più giovane rispetto ai 3 borseggiatori protagonisti dell'episodio. È accaduto a Conegliano martedì pomeriggio durante il clou dei festeggiamenti per il Carnevale. Qui, nella centralissima piazza Calvi, tra le giostre e le maschere del martedì grasso, il gruppetto dei 3 sedicenni ha preso di mira il giovane, lo hanno inseguito fino ad allungare la mano e sfilargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. Lui se ne accorge, si gira e reagisce, ricevendo per tutta risposta uno spintone che lo fa cadere a terra. Il tempo necessario alla piccola gang per dileguarsi tra la folla. Ma il quindicenne non si dà per vinto e compone il 113. C'è stata una chiamata al 113 e nei servizi di polizia che avevamo dislocato siamo riusciti a individuare la zona, che è la zona di Piazza Calvi, che avevamo già, come dire, adeguatamente monitorato con un servizio, tant'è che siamo riusciti a individuare subito il gruppo di ragazzi così come ci era stato indicato dal soggetto. Individuati e fermati dagli agenti del commissariato presenti in forza nel servizio di sicurezza per il Carnevale, i 3 ragazzi hanno ammesso il fatto, in particolare uno di loro, autore materiale dello scippo, denunciato al Tribunale dei minori.
Obiettivo delle indagini tuttora in corso da parte del commissariato è capire se la gang in questione si sia resa protagonista anche degli altri episodi, piccoli furti e borseggi, segnalati nel corso della manifestazione. Il borseggio avviene in qualsiasi tipo di situazione, laddove vi siano più persone, così come può accadere in una giornata di carnevale con una numerosa presenza, è più probabile che accadano episodi di queste dimensioni. Ed ora parliamo delle banche, ex banche popolari, novità per gli azionisti truffati, dal governo infatti la conferma che il fondo stanziato per i risparmiatori truffati deriva già da capitali senza più un titolare di capitale e per questo sono finiti nel bilancio dello Stato, significa che sono fondi garantiti anche nel lungo periodo. I soldi ai truffati delle banche venete arrivano già dal denaro che lo Stato incamera da conti senza più titolare, una novità non da poco per gli azionisti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. La novità è che il fondo del risparmio tradito che andrà a risarcire i risparmiatori è alimentato dai conti dormienti. Ogni anno, come minimo, ci saranno 100 milioni che andranno a ricaricare il fondo. Attenzione, questo è un minimo perché l'importo si parla di oltre 10 miliardi. Una puntualizzazione confermata dal sottosegretario alle finanze che sarà spiegata nei dettagli domani sera a Volpago. Domani sera il comune di Volpago del Montello ha indetto una serata informativa con varie associazioni, noi saremo lì anche perché abbiamo già lanciato un modulo da compilare nel nostro sito di preadesione al fondo. 100 milioni di euro che saranno distribuiti ogni anno a tutti i risparmiatori. Infatti, tra gli articoli della legge salva azionisti, uno conferma come anche chi ha aderito a suo tempo al concordato accontentandosi del 15% del valore nominale delle azioni potrà accedere al fondo anche se successivamente a chi non ha accettato la transazione. Questo sta a significare che il fondo del risparmio istituito dal governo è effettivamente e sarà lo strumento che andrà a risarcire tutti i risparmiatori e noi ci auguriamo al 100%, in quanto dalle norme attuative che noi abbiamo proposto il fondo non deve avere nessun tipo di paletto e dovranno accedere i risparmiatori traditi. Il tema banche è un tema che è entrato di prepotenza, come sappiamo, nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo. Noi oggi parliamo di un'altra lista che scende in campo il 4 marzo, ovvero Casa Pound, con uno dei suoi candidati nel collegio di Treviso. Dare slancio alla cultura e all'economia italiana per realizzare quella che Casa Pound ritiene ora una priorità. Per Casa Pound è essenziale ridare centralità ed importanza a quello che è la figura del cittadino italiano e in base alle sue esigenze. Andrea De Bortoli, responsabile provinciale di Casa Pound nella Marca Trevigiana, candidato alla Camera, spiega come queste priorità vadano di pari passo con altri temi fondamentali per il partito come la sicurezza e l'immigrazione. Verso la quale chiediamo lo stop totale e immediato di ogni flusso immigratorio e ridare dignità eliminando il degrado nelle varie città italiane. Casa Pound rimane fuori dall'alleanza di centrodestra correndo da sola il 4 marzo. Per portare avanti in modo il più coerente possibile il nostro programma elettorale senza vie di mezzo e senza scontentare i cittadini in nessuna maniera. Allora parliamo della nostra rubrica Lo dico ad antena, lo ricorderete 2 giorni fa, abbiamo raccontato del disagio della signora Faustina di Villorba che a quanto pare deve aspettare 1 anno per un intervento alla spalla. Noi allora siamo andati a chiedere spiegazioni direttamente ai vertici dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, sentiamo la loro risposta. Mi scuso con la signora a nome dei miei collaboratori. Così il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, quando è venuto a conoscenza della situazione. L'ultima visita con risonanza mi ha detto signora sì, c'è da operare, però abbia pazienza che vuole 1 anno di tempo. In pratica la signora Faustina aveva segnalato alla nostra emittente di dover attendere 1 anno per poter essere operata ad una spalla, un tendine rotto, tanti dolori ed una lunga attesa. La signora ha detto nel corso del servizio di avere una forte dolorabilità. Se è così ho già
scritto ai miei servizi, ho già detto ai miei collaboratori di farmi una relazione sul caso e poi andremo a vedere. È chiaro che se un intervento non è dolente, cioè se la signora non ha dolenzia, il tempo è di 12 mesi, 18 mesi, è congruo perché fa parte proprio di interventi che non sono prioritari. Adesso andrò a verificare e poi contatterò di persona la signora. La speranza per la signora Faustina è poter risolvere il problema in tempi più celeri, anche perché i dolori le impediscono di svolgere qualsiasi attività. Ora bisognerà attendere gli accertamenti richiesti dal direttore generale. Allora, come la signora Faustina, anche voi, se avete un problema, un disagio da raccontare, fatelo con Lo dico ad Antenna, lo spazio è dedicato a voi, come sempre le segnalazioni nelle 3 modalità, redazione@antena3.it per lasciare un messaggio, per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria telefonica, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Parleremo ancora di sanità, ma subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Prenotare le visite specialistiche in farmacia, una novità che dovrebbe rendere la vita più semplice agli utenti, ai cittadini. È un progetto che era partito in via sperimentale e ora è stato ampliato. Niente più code al CUP, ora si potranno prenotare alcune visite specialistiche direttamente in farmacia, un progetto importante che vuole agevolare proprio i cittadini. L'obiettivo finale sarà quello di estendere il servizio al numero più ampio di prestazioni. In pratica il sistema in possesso dei farmacisti ha la possibilità di consultare le disponibilità presenti nei CUP di una specifica prestazione sulla base della priorità indicata dal medico ed effettuare la prenotazione. Questa è una novità perché per la prima volta riusciamo a fare delle prenotazioni di visite specialistiche attraverso le nostre farmacie su tutto il territorio dell'ULSS 2. Quindi ringraziare la Regione che ha avuto questa iniziativa, naturalmente l'ULSS 2 che ha trovato sensibilità nel portare avanti questo progetto, ma il progetto sarà di carattere regionale, quindi vorremmo che fosse veramente su tutto il territorio regionale in tempi brevi. Il progetto, iniziato in via sperimentale alla fine dell'anno scorso in alcune farmacie, ora è stato ampliato. I punti già abilitati sono 6 nel distretto di Treviso, 2 in quello di Asolo e 3 a Pieve di Soligo, farmacie che diventano sempre più centro di servizi. Farmacie diventeranno assolutamente un centro di servizi, c'è una normativa che prevede la farmacia dei servizi, dobbiamo solo applicarla nella maniera corretta e giusta. Farmacia dei servizi vuol dire prendere in carico il paziente, nel senso di seguirlo soprattutto nelle sue cronicità e quindi le patologie più gravi. Farmacie Unite per la provincia di Treviso, ben 180, hanno aderito in maniera compatta, tutte disponibili a questa nuova attività, un servizio che potrebbe presto allargarsi in tutta la regione. Ed ora ad Asolo, dove il settore moda offre grandi opportunità lavorative, qualità e professionalità, i requisiti per un prodotto che da sempre il mondo ci invidia, il settore della moda, e che ha bisogno però di nuove leve, grazie anche a progetti come Fashion Lab. Ma forse non so se il problema sia se trovano o non trovano un lavoro, il problema secondo me è hanno voglia di lavorare. Una provocazione che arriva dagli artigiani asolani, costantemente alla ricerca di giovani che vogliono mettersi in gioco nel settore moda, una sfida tutt'altro che di basso livello. Lavoro ne troverebbero, il problema è che ormai negli ultimi anni venire a lavorare nei nostri laboratori sembra come un disonore, perché pensano sempre di non avere più futuro, invece adesso le esigenze del mercato richiedono appunto queste professionalità che non si trovano. È proprio per questo che Confartigianato di Asolo e Montebelluna ha creato l'Accademia della Moda, sede nella fornace dell'innovazione, con aule già pronte per accogliere giovani post diploma e post laurea. Nuove leve per un settore che sta sempre più invecchiando. Dai nostri dati abbiamo visto che oltre il 35% delle nostre aziende hanno dei titolari che hanno più di 55 anni e parallelamente non abbiamo giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Quindi abbiamo deciso di essere noi parte attiva per far sì che ci sia nuova linfa, nuove persone che si affacciano al mercato del lavoro, e in questo caso ci rivolgiamo al settore
settore del tessile abbigliamento, che è un settore importante nel nostro territorio. Gli stati esteri, anche la stessa Cina, chiedono prodotti di qualità e prodotti originali made in Italy. Un'accademia che vanta collaborazioni con l'Università di Venezia e il Politecnico della Calzatura della Riviera del Brenta. In realtà calzatura, abbigliamento e un po' tutto il settore della moda ha una grandissima carenza di figure tecniche. Semplice quanto efficace la motivazione alla frequenza di una scuola che racchiude in sé molteplici figure professionali, dalla modellista alla stilista, dalla confezionista alla truccatrice dedicata al capo che viene presentato. La moda non è solo design, ma la moda ha 10-20 sfaccettature, diciamo, di lavori da svolgere all'interno, quindi praticamente bisogna farli conoscere al giovane, altrimenti non sa. E con Fashion Lab siamo davvero in chiusura. Io vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con 20:10, continua il nostro viaggio in avvicinamento alle elezioni politiche del 4 marzo. Questa sera ospiti Sara Moretto del Partito Democratico e Giampaolo Vallardi della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo soleggiato sul nostro territorio, sarà un'altra bella giornata di sole pressoché ovunque. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie mattutine sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Soleggiato sui restanti settori, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole sulla nostra regione, con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui bella giornata di sole sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso su tutti i settori, possibili addensamenti e deboli nevicate sui confini alpini esteri. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 14 gradi, minime tra -2 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.